Sono 75 i lavoratori, gli autisti che non si sono presentati fra urbano ed extraurbano, un po' più sull'extraurbano, e su 650 autisti circa vuol dire circa il 12%. Autisti del trasporto pubblico locale, 30 per l'urbano e 45 per l'extraurbano, che in mancanza di Green Pass non si sono presentati, facendo saltare circa 200 corse con inevitabili disagi. Ora si corre ai ripari per garantire la copertura nelle ore di punta. Noi speriamo che la prossima settimana si inizi un po' a normalizzare la situazione. Sappiamo che molti lavoratori non sono venuti perché non volevano lavorare, ma perché non sono riusciti a fare il tampone. È vero che domenica le farmacie sono chiuse e quindi non sappiamo che effetto sarà. L'azienda sta un po' rivedendo alcuni turni per un mese per cercare di contenere i disagi il più possibile. Mattinata di esordio Green Pass tra i lavoratori comunali, che ha ingranato con qualche difficoltà anche a Palazzo Moroni, dove sono un centinaio i dipendenti che non si sono presentati. Alcuni li abbiamo anche ricevuti fuori da Palazzo Moroni insieme al sindaco, nel senso che si sono presentati qua davanti, ci hanno chiesto di parlarci e quindi sempre in un'ottica di dialogo e anche di tenere basse le tensioni abbiamo avuto questo incontro con questi dipendenti e queste dipendenti del nostro comune. E a garanzia dell'efficienza della macchina amministrativa, per il mantenimento dei servizi sarà valutata laddove necessaria una riorganizzazione del personale. Sicuramente sono situazioni in cui noi non abbiamo delle persone, quindi chiaramente a seconda poi della strategicità delle posizioni che non saranno al lavoro, i settori dovranno provvedere a riorganizzare un po' gli uffici e i servizi. Speriamo che non ci siano conseguenze pesanti. Mattinata vissuta prepotentemente anche nelle farmacie, con code per sottoporsi al tampone. Perché sta facendo il tampone? Per il Green Pass. Sono in coda per il tampone, sì. Lo sto facendo perché devo prendere un volo più tardi e quindi sono costretta a farlo. E da quant'è che aspetta? Va da 20 minuti circa.